Se per la cimice asiatica in Veneto abbiamo stimato 98 milioni di euro, con una stima a ribasso di tutti i danni che vengono provocati da questo insetto alieno che appunto non arriva dai nostri territori, qui siamo almeno nelle stesse condizioni. Siccità e piogge torrenziali, ondate di afa soffocante e violente grandinate con forti raffiche di vento. L'estate 2019 inizia a presentare il conto di un meteo sempre più estremo, un conto da milioni di euro. Nella città metropolitana di Venezia, l'ultima colpita in ordine di tempo è Noventa di Piave. In zona industriale sono volate lamiere e pezzi di coperture dei capannoni, bloccando anche l'attività di uno stabilimento. Nella vicina Grassaga, frazione di San Donato di Piave, questa azienda agricola rischia invece di perdere metà della vendemmia. E anche la proprietà ci conferma che non c'è mai stato un evento così burrascoso e così eclatante, invece quest'anno ha preso tutta l'azienda per 18 ettari e di conseguenza un grave danno economico per la famiglia che lo conduce, ma per tutto il sistema. La vite, quando non è ancora lignificata, come può essere questa che ha più di 50 anni, si arriva ad avere ovviamente una difficoltà anche per l'anno successivo nei germogli. Che qualcosa di preoccupante stesse arrivando in una zona finora al riparo da certi eventi, qui se ne erano accorti subito, come racconta l'imprenditrice Sandra Zago. Cosa le ha raccontato suo marito? Mi ha detto che c'era un vento fortissimo, che ha dovuto chiudersi in casa perché non riusciva neanche a tenere la porta aperta. Ha avuto paura? Sì, molta. In quest'area lavorano piccole aziende agricole con produzioni di qualità. Alla ricerca di nuovi mercati, Camera di Commercio e Coldiretti sono impegnate per promuoverne le esportazioni all'estero. Ora con questa grandinata purtroppo si mette anche in discussione quella che è la produzione, quindi la qualità che è tanto decantata come Made in Italy, però se non abbiamo le produzioni e quindi il tempo non ci aiuta è molto difficile arrivare su nuovi mercati.